Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora proverei a ripartire dai fondamentali per orientarci nel pazzotico dibattito italico attorno alla operazione condotta dall'amministrazione americana che ha portato alla deposizione di Nicolás Maduro. Diciamo anzitutto la premessa che non può non condividere qualunque uomo sensato prima ancora che qualunque uomo libero. Il giorno in cui ci svegliamo con un dittatore in meno, un tiranno in meno, un tiranno comunista che ha trasformato il suo paese in un mega hub del narcoterrorismo internazionale, da cui fa transitare il traffico di droga con cui inonda tra l'altro gli Stati Uniti, dove ospita la base logistica di Hezbollah nel continente americano, instaurando un legame diretto con la teocrazia assassina iraniana. Ebbene, il giorno in cui ci svegliamo con un dittatore così siffatto in meno, è un buon giorno. Prendiamo atto che per la sinistra italiana non è così. Eh sì, perché è ovviamente già partita la cagnara anti-Yankee e pro-Maduro, che sta già andando fuori controllo. Elemento di cronaca: oggi a Roma è prevista una manifestazione in piazza Barberini, intitolata "Scendiamo in piazza per la pace e i diritti", due cose a cui peraltro Maduro teneva molto, era proprio un cultore, per fermare l'aggressione di Trump contro il Venezuela. Poi bisognerà spiegare alle frotte di venezuelani festanti in strada in queste ore che Trump li ha aggrediti, non che li ha liberati dal narco terrorista e comunista che li tiranneggiava. I promotori della manifestazione scrivono che l'estensione della guerra come metodo di gestione dei conflitti torna a mostrarsi in tutta la sua brutalità. Ovviamente tutta gente che è stata muta di fronte all'oppressione del popolo, di fronte all'affamamento del popolo venezuelano, di fronte alle violenze di Maduro, al traffico di droga, di fronte al legame del Venezuela con la Cina, che ci risulta ancora la più estesa e potente dittatura sulla faccia della terra, ma questo non ci sorprende particolarmente. A questa manifestazione romana, tra le prime adesioni, figurano ovviamente quella dell'ANPI, Comitato Provinciale di Roma, che appena vacilla una tirannia comunista e antiamericana va subito in fibrillazione. La CGIL Roma-Lazio, ovviamente, che su questo tema molto dirimente per i lavoratori, e cioè la fine della traiettoria politica e dittatoriale di Maduro, decide di scendere in piazza. La Rete Italiana Pace e Disarmo, altre sigle della galassia di estrema sinistra, per cui potere al popolo, e poi c'è la saldatura ufficiale coi mondi pro-Pal, perché hanno dichiarato la propria vicinanza i giovani palestinesi e l'Unione Democratica Arabo-Palestinese. Questo è molto interessante perché indica la saldatura tra l'antagonismo pro-Pal e l'antagonismo pro-Maduro. Ma qual è la notizia politica e il fatto ancora più inquietante? Che a sposare questo linguaggio, queste parole d'ordine, questa agenda antagonista, è stata in queste ore anche la sinistra istituzionale, parlamentare, dei partiti, compreso quel partito un'era geologica fa, diciamo, di governo e dalla vocazione riformista come era il PD. Perché le dichiarazioni dei leader, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli, che peraltro potrebbero esserci oggi a Roma nella manifestazione dichiaratamente anti-Yankee, le dichiarazioni erano tutto un copia e incolla di condanna esplicita dell'iniziativa americana, appellandosi al feticcio del diritto internazionale, che diventa un guscio vuoto ovviamente se diventa
il paravento per giustificare e protrarre dittature pericolose per i propri cittadini e per l'esterno, come era quella di Maduro. In soldoni, Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli, i partiti della sinistra hanno espresso la stessa posizione sulla deposizione di Maduro che hanno espresso Russia, Cina e perfino Hamas in un comunicato. Cioè ormai c'è una saldatura integrale tra l'antagonismo anti-occidentale, anti-americano, sia pro Palle, pro Maduro, e la sinistra dei partiti istituzionali. Cioè la parola d'ordine di costoro sembra sempre di più. Con chiunque basta che siano nemici dell'Occidente. E sì, una sinistra così è veramente inquietante. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.